Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Le ragazze del secolo scorso è un podcast a cura dell'Indice dei Libri del Mese per Intesa San Paolo On Air, dedicato alla vita di importanti figure femminili che hanno fatto la storia del Novecento italiano. Dalla politica alla letteratura, dalla scienza allo sport, hanno combattuto contro le disuguaglianze sociali e per i diritti delle donne. Oppure sono state le prime a distinguersi in campi eminentemente maschili. In questo episodio ascolteremo dalla voce di Camilla Valletti la storia di Margherita Hack, la più eminente astrofisica italiana, conosciuta in tutto il mondo per le sue ricerche sulle stelle, ma anche per l'attività di divulgazione contro la pseudoscienza. Letture di Eleni Molos. Non c'è bisogno di saper la tabellina. Era il 2010 e a un giovanissimo Fabio Fazio Margherita Hack rispondeva, con un fondo di ironia, alla domanda sul rapporto tra le due culture. Nel nostro paese, sosteneva, si sente ancora il peso del pensiero gentil-crociano, che riserva alle menti piccole la cultura scientifica e a quelle grandi la cultura umanistica. Lungo tutto il corso della sua vita, la più importante astrofisica italiana, riconosciuta in tutto il mondo per lo studio sulle stelle cefeidi, stelle variabili la cui luminosità cambia periodicamente, si batté come una leonessa per l'integrazione della scienza nella formazione scolastica. Non bisogna vantarsi di non sapere la matematica, anzi, bisognerebbe vergognarsene, invece di sbandierare il proprio analfabetismo scientifico come una carta da giocare in termini snobistici. Lei, che snob non fu mai, nei suoi maglioni sformati, i lunghi piedi da atleta olimpionica e il chiaro, largo viso sempre aperto da un sorriso sornione, è stata una laica che non ha mai rifiutato il dialogo con interlocutori di matrice diversa. Conversò con vescovi potenti e ammagliatori, con impostori entrati nelle pagine di cronaca per le loro visioni mariolatre, con anchorman compiacenti che la sogguardavano con sospetto. A tutti restituiva il buonsenso di una posizione aperta, mai guastata da pratiche di convenienza, dura su diritti civili che sono sempre stati in testa le sue preoccupazioni, clemente con i più giovani, cui si è rivolta attraverso i suoi libri dallo stile semplice, per descrivere il cielo ma anche il grande enigma che contiene il nostro cervello. Era nata a Firenze, in pieno ventennio fascista. Padre e madre avevano aderito alla Società Teosofica Italiana, sulla spinta di un'idea religiosa di fratellanza universale, ma non imposero alla figlia di farne parte. Mentre studiava lettere classiche si allenò, quasi per caso, nell'atletica leggera e tra il 1940 e il 1945 vinse ben 3 volte i littoriali fascisti della sua città. Margherita Hack non ha mai nascosto, come invece è successo ad altri, il suo giuramento al fascismo. Per poter fare sport era necessario, e lei lo descrisse come un atto di viltà, un compromesso con me stessa. Fulgida carriera sportiva, fulgida carriera universitaria, si laureò in fisica nel 1945, con una tesi che divenne una pietra miliare per la spettroscopia delle stelle e la radioastronomia. Incontrò Aldo De Rosa quando erano ancora piccolissimi, si sposarono e non si abbandonarono più. Lui insegnava italiano, furono solidali sempre l'una con l'altro, non lasciarono nulla di inespresso anche quando il conflitto diventava inevitabile. Scelsero di non avere figli perché non si sentivano pronti, fuori da ogni retorica che impone di aver figli per formare una famiglia.
Forte del suo compagno, Margherita Hack dal 1954 svolse un'intensissima attività di divulgatrice. Libri, articoli, conferenze in tutto il mondo. Fu una delle prime a promuovere l'eutanasia in Italia, incontrando diffidenze e vere opposizioni, convinta che la vita e la morte appartengono all'uomo e non a Dio. Il 1964 è l'anno della sua consacrazione, perché ottiene la cattedra di astrofisica a Trieste e diventa la prima donna direttrice dell'Osservatorio Astronomico di Trieste. Da realtà molto marginale qual era, l'osservatorio si trasforma grazie alla sua attività di aggiornamento nel principale centro di studi astrofisici mondiale. E arriviamo al 1987. Da allora Marga, come la chiamava suo marito, ha aderito ad altre battaglie. Convinta vegetariana, perché il dolore degli animali la faceva pensare a quello degli uomini, sostenitrice del matrimonio tra persone omosessuali e del loro diritto ad essere genitori, una famiglia di ferventi cattolici divorziati e più sana e serena di una felice coppia gay? Contro ogni forma di puritanesimo, il sesso si fa meglio con una persona a cui non vuoi bene. Si è anche candidata per la sinistra parlamentare ed è stata una forte sostenitrice della sua anima europeista. Eclettica, divertente, calda nel parlare, senza troppo sfruttare l'eleganza e inflessione toscana, non si è tirata indietro neanche quando le hanno proposto di scrivere un testo per una canzone in concorso a Sanremo. Ha scritto tanto, alcuni dicono troppo, si è forse ripetuta, ribadendo sempre la precarietà dell'essere umano immerso in un universo che lo scavalca. Ha pubblicato libri per bambini in cui raccontò la sua vita, mai descritta come modello a cui attingere, ma come grande fonte di felicità. È stata infatti una donna felice, per sua stessa missione, morta a più di 90 anni con la gloriosa certezza materialistica che la sua vita finisse lì, senza un paradiso ad attenderla. Preferisco il protone al paradiso, ha scritto, spazzando via, una volta per tutte, la deriva spiritualistica che ha tanto nuociuto all'evoluzione della scienza. Oratrice competente e scrittrice piana, adeguata al contenuto dei suoi saggi, Margherita Hack ha firmato più di 20 titoli. Tra quelli più importanti vale la pena segnalare il suo classico L'Universo, pianeti, stelle, galassie, uscito da Feltrinelli nel 1967 e ripreso più volte in altre formulazioni. Tra le opere divulgative si ricordano anche Sotto una cupola di stelle, uscito da Einaudi, dove racconta la storia dell'evoluzione scientifica associata alla curiosità intellettuale, e ancora per la Bur, L'amica delle stelle, in cui traccia la genesi del suo interesse per l'astronomia, e Libera scienza in libero stato, un pamphlet lucidissimo, ancora molto attuale, sui rapporti tra ricerca scientifica e finanziamenti pubblici. Della sua vita ha scritto moltissimo, suscitando ammirazione e una vera e propria collezione di fan. Tra i tanti libri si ricorda 9 vite come i gatti, Bur anche questo, uscito quando l'astrofisica aveva compiuto 90 anni, e il libello Perché sono vegetariana per l'edizione dell'Altana. Da non dimenticare l'attività pubblicistica per i più giovani, con i titoli fantasiosi quali Stelle da paura e una collezione di favole per piccoli scienziati. Ufficialmente, la storia moderna dei dischi volanti comincia il 24 giugno 1947 dalle parti del Monte Rainier, nello stato di Washington. L'uomo d'affari americano di 32 anni, Kenneth Arnold, stava pilotando il suo aereo personale quando avvistò una formazione di 9 strani velivoli che si muovevano ad altissima velocità. Li osservò sorpreso, sia per l'insolita forma che avevano, sia per la bizzarra traiettoria a saltelli che seguivano, qualcosa che non aveva mai visto prima. Per questo, appena tornato a terra, avvisò le autorità aeroportuali dell'insolito avvistamento
e pochi giorni dopo, parlando con un cronista locale, corrispondente dell'Associated Press, spiegò che il movimento dei misteriosi veicoli gli aveva ricordato un piattino lanciato a pelo d'acqua per farlo saltellare. Nel dire questo, Arnold utilizzò la parola saucer, che indica il piattino su cui gli americani appoggiano i barattoli delle salse. Un italiano avrebbe parlato del piattino sotto la tazza del caffè. Perciò usò l'espressione flying saucer, piattini volanti, per spiegare lo strano modo che avevano di spostarsi. L'espressione piacque al cronista, che la utilizzò per indicare i velivoli dei quali Arnold dette descrizioni più o meno chiare. Nelle interviste rilasciate i primi 2 giorni, disse che erano sottili e piatti, arrotondati anteriormente, ma tagliati nella parte posteriore, terminante con 2 punte. Qualcosa come un piatto da torta tagliato a metà, con una specie di triangolo convesso mancante nella parte posteriore. E ancora, avevano la forma di piattini ed erano così sottili che erano appena visibili. Avevano l'aspetto di mezze lune. Fu così che i piattini volanti cominciarono a scorrazzare nei cieli di tutto il mondo, ma in particolare in quelli americani. In realtà, strane cose erano state viste in cielo già nei mesi precedenti e subito dopo l'avvistamento di Arnold, molti ipotizzarono che le 5 atomiche fatte esplodere dagli americani avessero richiamato l'attenzione dei marziani, rieccoli, arrivati sulla Terra per vedere cosa stavamo combinando. Mentre le ipotesi si moltiplicavano e Arnold passava da un'intervista all'altra parlando di probabili aerei segreti, l'Air Force inviò un funzionario a intervistarlo per valutare che tipo fosse questo loquace avvistatore. Dopo il colloquio, il funzionario stilò un rapporto in cui lo descrisse come un uomo degno di fiducia, che si comportava bene e non faceva mancare nulla alla famiglia. Insomma, un buon americano che non raccontava frottole per avere un po' di notorietà. In poche settimane Arnold divenne una celebrità, ma l'inflazione delle sue dichiarazioni finì per offuscare la sua immagine di uomo equilibrato e credibile, anche perché un pilota che il fatidico 24 giugno volava nella zona dell'avvistamento affermò di non aver notato assolutamente nulla. Fu allora che qualcuno esaminò con più attenzione il racconto dell'avvistamento, arrivando alla conclusione che, valutando diversi parametri, tra cui la durata dell'osservazione e la distanza a cui Arnold diceva di avere visto i dischi volanti, 30-35 chilometri, si deduceva che quei velivoli viaggiavano alla velocità di 1600 km/h e misuravano 600 metri di lunghezza e 30 di spessore. Francamente troppo anche per gli extraterrestri. Nonostante le critiche e lo scetticismo di molti, gli avvistamenti di dischi volanti arrivarono a 800 in poco più di 5 mesi. Il pubblico si divise tra i fautori dell'allucinazione e quelli dei velivoli militari top secret, probabilmente comunisti. Solo una minoranza parlò di dischi volanti carichi di alieni. L'Air Force concluse la sua indagine su quanto dichiarato da Arnold spiegando l'avvistamento dell'UFO, Unidentified Flying Object, oggetto volante non identificato, acronimo inventato dagli stessi militari, come un vero e proprio miraggio dovuto a un'inversione termica. Nel suo racconto, infatti, il bravo americano aveva sostenuto di essere stato attratto da una serie di bagliori o riflessi emessi appunto dalla misteriosa formazione, mentre si trovava a una quota di 2900 metri, con aria chiara e immobile. Condizioni che rendevano plausibile un'inversione termica e il conseguente miraggio. Lettura tratta da La favola degli UFO, quasi una religione, in C'è qualcuno là fuori? Di Margherita Hack e Viviano Domenici, Sperling e Kupfer.
Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.